prova a portarsela nuovamente sul destro, poi col mancino. D'Anversa per Maschietti con il tacco geniale per Guadagno! Che gol! Il vantaggio della Roma, un passaggio geniale di Maschietti e poi va a concludere con il destro Simone Guadagno. Corso che riesce ad uscire, prova a stopparla Mellaro e a metterla sul secondo palo, ma la palla esce. A mia memoria ha giocato veramente poche partite, per lui le presenze sono arrivate sicuramente nel girone d'andata ed anche per questo, attenzione, una palla dentro che coglie la traversa, a Goletti battuto. Per esempio prima ha sbagliato un appoggio facile per Mellaro, lanciando di fatto questa azione della Roma con Maschietti col destro, ancora una volta fuori di poco. Nuovamente Giordano Mellaro che quasi abbatte Guadagno, vuoto, prova a passare. Ancora Giordano Mellaro, attenzione perché ha un gran destro e Goletti ci deve mettere le mani. Grande giocata su Severini, era Klaus Seferi. Seferi ancora col mancino Seferi! Un bacio al palo e il gol del 2-0 della Roma, calcio 8 quando siamo al 13° minuto di gioco. Un play out incredibile dove la Roma sta rovesciando i pronostici. Probabilmente è proprio Feola. Attendono ancora prima di fare il cambio questa azione del Toni Bonzi con Vuoto che litiga un po' col pallone da Mellaro. Attenzione perché ha un gran destro Mellaro, ma Goletti questa sera è insuperabile. Collegati alla Fanner TV perché attenzione a Tommaso D'Anversa che riesce a tenerla, poi vi diremo allora il perché. Ecco D'Anversa che prova a passare, entra in aria il bomber! Il bomber! Tommaso D'Anversa la chiude forse lui. 3-0 quando mancano 2 minuti al termine della partita. Minuto di recupero ora, c'è Latini al centro dell'area, la palla però è bassa, errore e quindi arriva il triplice, fischio dell'arbitro, una grandissima vittoria della Roma 3-0 che rimane con un piede e mezzo in Serie A, però attenzione al ritorno la prossima settimana perché il Toni Ponzi Investigazione è una squadra che può ribaltare ogni risultato. Penalizzati perché siamo diventati 9 per disguidi che ci sono stati nella squadra, però risultato un troppo netto per quello che è stata la partita, perché noi abbiamo avuto molte occasioni, purtroppo non abbiamo mai fatto gol. Loro 3 tiri nello specchio, 3 reti, il nostro portiere non ha mai fatto una parata. Per il ritorno siamo fiduciosi perché la Stella Azzurra è un po' più piccolo di questo campo, ci troviamo un po' meglio, di solito non sbagliamo mai queste partite. Dovevamo fare dei gol perché andata e ritorno è così, noi giocavamo in casa, campo un po' più largo, conosciamo anche la Stella Azzurra ma loro insomma ci giocano e quindi è casa loro, sarà difficile, dovevamo fare gol e li abbiamo fatti ma non stiamo tranquilli, stiamo con la tensione alta come se giochiamo l'andata lì per la prima volta senza aver visto questa.